Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ancora con noi in studio Paolo Bassani, che è il presidente degli edili di Confartigianato Imprese del Veneto. Il motivo è un recentissimo convegno che è stato tenuto a Mogliano Veneto, nel Trevigiano, dal titolo Nuove sfide, nuove opportunità per il pianeta casa, e fin qua, insomma, ci arriviamo, dall'economia circolare al riuso dei materiali all'edilizia off-site. E qua un po' ci perdiamo. Sì. Cos'è l'edilizia off-site? L'edilizia off-site è una nuova edilizia molto diffusa nei paesi del nord Europa, dove si cerca di creare il manufatto in fabbrica e poi montarlo sul posto, cioè evitare di dover costruire da zero un edificio con i singoli materiali all'interno del cantiere. Cioè parte dell'edificio viene preparato in fabbrica, quindi con situazioni ambientali molto diverse, con tecnologie anche diverse, garanzia anche magari più garanzia nella tipologia di materiale, perché ci sono certi materiali in edilizia che giustamente freddo e caldo si comportano diversamente, e poi viene montato e finito in opera sul posto dove effettivamente finora si è sempre fatto tutto. Questo. Possiamo definire l'evoluzione del prefabbricato? È un'evoluzione del prefabbricato, noi l'abbiamo già vissuta perché per noi è una novità in un certo senso. Paesi del nord Europa no, perché hanno anche situazioni climatiche diverse, perché noi se abbiamo il 15% anno di valore pioggia che logicamente inficia le condizioni ottimali per costruire, nel nord Europa ne hanno molto di più la percentuale, quindi si sono avvantaggiati del fatto che dovevano creare un sistema che andasse a favore dell'operatività, perché hanno dei momenti, delle lungaggini che sono dovute per condizioni meteorologiche. Dei momenti in cui non possono lavorare. Esatto. Poi anche la tecnologia, la nuova tecnologia nell'edificare si è molto evoluta, quindi i sistemi costruttivi compatti, cioè delle semilavorati in edilizia, si sono molto evoluti, specialmente lì, adesso si stanno evolvendo anche qui. L'unica differenza è che qui si sono evoluti per il nuovo. Per il nuovo, io devo edificare un nuovo edificio, posso farlo prefabbricato, semi-prefabbricato, totalmente in opera, ho la scelta. Logicamente ci sono dei prezzi diversi, da un lato il prefabbricato dovrebbe costare meno, ma qui non siamo ancora giunti a quella fase perché c'è ancora un po' di mancanza di industrializzazione dei processi all'interno della fabbrica, secondo me. E qui abbiamo questi tre tipi di costruzione. In Nord Europa si sono evoluti ulteriormente perché hanno cominciato a pensare il prefabbricato posto in opera per la riqualificazione. Cioè, noi veniamo dall'Italia, specialmente anche in Veneto, abbiamo situazioni di riqualificazione edilizia che dovrebbero far sì che gli abitanti del condominio devono andare da un'altra parte. Con la situazione che abbiamo ora noi di costruzioni ora in riqualificazione non riusciamo. Loro si sono un po' evoluti e possiamo coniare anche un nuovo termine, hanno creato la riqualificazione con l'uomo a bordo. Cioè, significa che tu non devi spostare gli inquilini del condominio perché tramite tecnologie specializzate che definiscono passo passo l'intera opera come deve essere fatta per la riqualificazione, compongono degli elementi complessi, facciate intere, che vengono appoggiate magari all'edificio stesso e in una settimana, 10 giorni, ricompongono l'intero edificio, efficientandolo anche energeticamente. Perché? Perché poi ci aggiungono anche sistemi di riscaldamento innovativi e fanno tutto in 10 giorni senza che l'inquilino si sposti. Ecco, quando parliamo di questa edilizia off-site, se noi pensiamo ai prefabbricati, pensiamo al legno, al legno. Sì, Qui invece parliamo proprio di pareti in muratura. Loro usano pareti in legno o muratura leggera, ma anche in acciaio con con dei sistemi di placcaggio diversi, cioè lì è una scelta progettuale. Vale molto però la progettualità, cioè la tecnologia e la progettazione, il BIM, i droni usano molto queste tecnologie. Perché? Perché il manufatto che va appoggiato o comunque ad intercettare un secondo manufatto già presente deve essere perfetto, cioè non deve sgarrare di un attimo. Quindi l'evoluzione di queste nuove tecnologie sta anche molto nella progettazione, perché non si può sbagliare. In opera l'errore è ammesso perché ci sono errori che possono essere risolti durante l'opera. Nella prefabbricazione, se il prefabbricato è sbagliato, non può più essere montato. Questo sì. Una cosa che credo molti come me hanno scoperto dalla tragedia del Ponte Morandi è che
anche ad esempio il calcestruzzo armato nel caso ha una scadenza. Ha una scadenza, sì. Io pensavo, magari Ma uno non è pensa che al abbia una Colosseo, dice da secoli, figurati questo, e invece no. No, ma per arrivare a chiedere, sì. ma non è che con l'off-site costruiamo la casa dei tre porcellini? No, no, assolutamente, assolutamente. E se guardiamo l'edilizia degli ultimi 100 anni, tutto si faceva in opera, qualsiasi cioè il tronco arrivava tronco e diventava trave sul posto. L'evoluzione piano piano c'è stata, perché il semilavorato è arrivato negli anni 70, è arrivato anche negli anni 50 il prefabbricato per l'edilizia pesante, i capannoni. Se ci ricordiamo, fino agli anni 30 i capannoni venivano costruiti in opera, poi troppo costosi, soluzioni diverse, cioè posso prefabbricare, mi costa meno, perché il punto fondamentale della prefabbricazione dovrebbe essere pure questo. Infatti dicono 20-25% in meno di costo. Perché? Perché tante attività posso farle in una situazione che posso ben preventivare, perché se all'interno di una fabbrica devo costruire un manufatto, che piove, se piove, fa vento o fa caldo, il manufatto io posso farlo, non ho dei problemi legati all'ambiente e posso industrializzarlo, cioè renderlo ripetitivo. Cioè un elemento, adesso in edilizia si usano semilavorati che sono ripetitivi, il trave prefabbricato, l'interposto prefabbricato, è tutto fatto in fabbrica. Diciamo che l'evoluzione è il mettere assieme questi singoli elementi che sono semilavorati in un semilavorato più complesso, in maniera che io non debba posare 10 travi, ma arriva un manufatto che ha 10 travi. Cioè è questa l'evoluzione del prefabbricato. Effettivamente è quello che sta succedendo. Con una battuta, una volta eravate muratori, poi siete diventati montatori, voglio dire, imprenditori, lavoratori edili, adesso appunto l'evoluzione sarete assemblatori. Ma per questo perché? Perché comunque bisogna dire anche una cosa che è intrinseca, cioè la manovalanza ora presente è sempre meno specializzata, perché i capimastri sono sempre più anziani. Effettivamente in un prossimo futuro dobbiamo anche far sì di attirare il giovane con nuove tecnologie, perché il giovane è molto portato alla nuova tecnologia, all'esperienzialità anche del nuovo prodotto, e bisogna attrarli, e forse questa sarà la maniera, la tecnologia che servirà per fare questi complessi, questi prodotti complessi, sarà proprio attrattiva verso il giovane, perché il giovane in cantiere, come il cantiere ora... Ma è complesso, perché l'immagine che lei ne sta dando è più quello del modello Ikea, voglio dire. No, complesso nel senso, perché sembra che il prefabbricato sia riduttivo rispetto all'opera. Io quando costruisco un muro posso costruirlo a pezzo sul cantiere, a mattoncini, e costruisco l'intero muro, o posso costruirlo con 4 mega muri che posso trasportare e metterli in opera. È solo questa la differenza. Poi nell'artigianato non è una minaccia assolutamente, perché poi la finitura, il composto edificio grezzo, la finitura rimarrà finitura. Anzi, a mio parere, se il composto grezzo avrà un costo inferiore, l'investitore o comunque chiunque ha magari un margine più alto di finiture pregiate, perché effettivamente ha un minor costo. Forse in certi casi l'artigianato pensa che questa sia un'evoluzione che porta via il mercato. No, assolutamente, assolutamente. Ne avete parlato a Mogliano e voi siete stati tra i primi, devo riconoscere, a parlare di economia circolare, di sostenibilità. Sì. A che punto siamo? Cioè, perché qua, voglio dire, l'edilizia da tempo ormai è sotto l'attenzione, non possiamo più consumare suolo, bisogna recuperare il costruito. Questa che lei ha indicato è sicuramente una soluzione, cioè una delle soluzioni. Il modificare in opera con i residenti dentro, ma c'è anche l'abbattere tante cose che sono sul territorio. Rifiuti, sicuramente, sicuramente. Lì i calcinacci che ne facciamo? Ecco, questa è un'altra evoluzione che speriamo ci sia. Mi pare che sia un problema ancora il conferimento. Sì, diventa un problema. A parte che mi sembra sia uscita da poco una circolare del Ministero, perché? Perché il Ministero aveva delegato alle regioni la possibilità, si parla del no waste, il famoso non rifiuto, cioè di definire quando un prodotto non era più rifiuto e poteva essere reintegrato nel processo produttivo. Poi negli ultimi mesi
mesi c'era stato il problema che lo Stato aveva rivendicato il diritto alla decisione se sì o il no del no waste. Ora mi sembra che ci sia una circolare di questi giorni che parla effettivamente che il Ministero dell'Ambiente delega alle regioni nuovamente la possibilità di gestire, non come singolo intervento, perché eravamo arrivati a questo, in generale come deve essere considerato il no waste, cioè quando un prodotto, un rifiuto, calcinaccio. Ma è riciclabile il vostro? È riciclabile, noi, sì. Perché non è che possiate smontare i mattoni e quindi riutilizzarli. No, anche ecco, per esempio è stato un po' riduttivo. Adesso la demolizione in toto viene macinata e viene usata come sottofondi. Questo è vero, va riciclata completamente, anzi non è più nemmeno un problema riciclarla. Però è troppo riduttivo a mio parere e per molti altri che hanno già avuto esperienze in tal senso. Perché? Perché è vero che io reintegro nella circolarità del cantiere un manufatto, lo demolisco e lo reintegro come semilavorato che posso utilizzare come sottofondo. L'evoluzione che si sta facendo e che diventa anche una nuova esperienza per Confartigianato, perché ha un progetto in testa Confartigianato, l'evoluzione sarebbe, io capisco, l'edificio è formato da molte parti, la pietra, non la pietra, il ferro, il legno, poterlo disgregare virtualmente e trovare... Differenziare esattamente in cantiere, perché devi farlo lì, prima che tutto diventi mucchio, e riqualificarlo e reintegrarlo non solo per il mero sottofondo, cioè riduttivo così, magari reintegrarlo come materia prima, perché sarebbe ottimale, perché il no waste sarebbe perfetto, cioè non avrei più rifiuti, avrei la circolarità. E siamo però in una situazione dove tutto deve essere certificato, giustamente. Quindi il problema nasce qui, cioè io posso reintegrarlo, ma devo creare un sistema di certificazione semplice, anche oggettiva, in maniera che io possa reintegrare tutto quello che io vado a dismettere nel processo produttivo. In parte tornerà sottofondo, ma in parte potrebbe essere reintegrato, perché questo significa non aver più bisogno del 100% della materia prima, che costantemente oggi in edilizia succede, perché nessuno si pone il problema che noi demoliamo una casa che è fatta di mattoni, cemento, pietre, facciamo il sottofondo e lo usiamo come sottofondo, ma per la nuova casa avrò bisogno di nuovi mattoni, nuove pietre, nuovo cemento, e quindi alla fine dovrò andare dalla materia prima. E siccome vale il principio dello stock, come si dice, cioè la materia prima finisce prima o poi, sarà molto interessante creare un sistema che si autoalimenti. In Nord Europa ci sono, e noi le andremo a vedere, delle situazioni dove hanno capito che forse diventa in un certo senso un nuovo mercato il riqualificare il demolito, ma non come sottoprodotto per evitare il problema ambientale, perché secondo me in edilizia la circolarità è ancora intesa come problema ambientale, non è solo un problema ambientale. Io devo ridurre i costi, devo efficientare l'intero processo produttivo, ma non solo a livello ambientale, devo reintegrare anche tutti i prodotti all'interno del processo. Secondo me questo è il futuro. Grazie. Grazie per questo sguardo avanti. E questo sguardo avanti arriva dagli edili di Confartigianato Imprese del Veneto, di cui abbiamo ospitato il presidente Paolo Bassani, sapendo che tra poco dovrete aggiungerci anche assemblatori, perché mi pare che il futuro della casa potrebbe andare anche in quel senso. Sono molto evoluti, si adeguano velocemente. Gli assemblatori edili, grazie, buon lavoro. A voi la prossima.